di montare, diciamo così, la figura e poi percorrere quella breve semicurva e riposizionarsi con un assetto normale in sella. Dunque molta abilità richiesta da parte loro. Ci sono anche i due ammazzoli, una giovanissima, l'avete già vista, 17 anni, ma figlia d'arte in quanto il padre è stato già prima della Sartiglia di Oristano, il gruppo della Proloco, musici orispanesi, tamburini e trombettieri della Sartiglia, un gruppo che fin dagli anni 60 esiste, codificato poi nell'87 e si contende con l'altro gruppo di tamburini e trombettieri, si contende l'accompagnamento delle due giornate del carnevale orispanese, la domenica e il martedì di carnevale con i due gremi dei contadini e dei falegnami. Dovete andare, sapete come da programma, ora i cavalieri si recheranno assieme ai tamburini alla chiesa in piazza Pisano dove li attendono le autorità di prete per rievocare un po' i fasti secolari ormai di questa tradizione. Pensate, i primi documenti risalgono più di 350 anni fa, 1681, quando risultano appunto da primi documenti a Quartuccio si teneva un palio con i concorrenti, i migliori concorrenti fantini di tutta la zona, e poi questo palio è andato avanti negli anni fino agli anni 89-92, quando si è tentato di riprendere i vecchi fasti con alcune edizioni, con la presenza dei Mamutones, di tanti gruppi folk. Poi di nuovo è caduta nel dimenticatoio e ora da 4 anni con questa manifestazione che naturalmente, diciamo, pur tentando di rivedere, non ha nulla a che vedere con i grandi fasti di quando Quartuccio era un grande paese agricolo. La ruralità si esprimeva appunto nelle gare dei cavalli, nelle pariglie, tutto ciò che era legato appunto alla vita quotidiana legata all'agricoltura. Dunque dovremmo aspettare un attimo appunto questa benedizione e poi le 4 pariglie ospiti avete già visto in questa sfilata. Abbiamo il capitano di Oristano ben rappresentato con 3 pariglie,
Oristano, anche se a Oristano naturalmente sono decine e decine le formazioni che si allenano quasi in modo semiprofessionale per partecipare, oltre che alla Sartiglia. Abbiamo tanti sartiglianti qui, uno ha conquistato ben 15 stelle, tra cui una stella d'oro quest'anno, e dunque le pariglie sono pane quotidiano per i cavalieri oristanesi, ma a far compagnia a una formazione oristanese ci sono altre due pariglie, da Silì e da Ollastra, che naturalmente anche loro alcuni sono validi sartiglianti, e poi i più, diciamo, i vicini di casa di Castiadas, con una rappresentanza, tra l'altro uno dei cavalieri domenica scorsa ha partecipato alla pentolaccia che si è tenuta a Sinai, a pochi chilometri, pure un po' in ritardo rispetto alle date canoniche del Carnevale, però purtroppo per questioni organizzative era un po' strano domenica vedere quasi all'uscita della curva per poi terminarla qui, diciamo, davanti alla postazione, perché i cavalieri naturalmente devono avere il tempo anche di montare, diciamo così, la figura e poi percorrere quella breve semicurva e riposizionarsi con un assetto normale in sella. Dunque molta abilità richiesta da parte loro. Ci sono anche i due a maggio, una giovanissima, l'avete già vista, 17 anni, ma figlia d'arte in quanto il padre è stato già prima compositore alla Sartiglia, dunque mastica ormai che si cimentano, ma lei da alcuni anni, nonostante sia solamente appunto 17enne, ha anche conquistato qualche premio, secondo premio alla rassegna di Ovoda, e anche oggi la vedremo all'opera con la sua formazione. Dunque appuntamento, diciamo, tra un quarto d'ora, sono 300 metri.
proprio rientra in questo tentativo di rinvertire, dicevo prima, i fasti di una volta. Dunque secoli di storia, anche oggi naturalmente col cambiamento, insomma, una vita meno rurale da parte della comunità, però ancora si sentono queste. Naturalmente accogliamo loro partiti anche con l'ausilio di Luca Tolu, 22enne, e subito una verticale, subito la figura formata quasi all'inizio pista e poi riescono a portarla avanti per decine di metri. Purtroppo, ripeto, la difficoltà è anche loro in formazione completa in questa prima barina di saluto. Moreno Largiu, tra l'altro protagonista domenica scorsa della pentolaccia carnevalesca Cintai, e tra l'altro Gianluca Manunza, Francesco Salge, Simone Pisu, e anche loro con un saluto. E naturalmente il nonno, vi dicevo prima, 23 anni di Sarpiglia, ma anche tanti premi, e 7 stelle d'argento e 4 d'oro. Allora, stella d'argento è quando un cavaliere riesce a centrare la stella in una sola delle due serate, mentre stella d'oro è quando sia nella Sarpiglia della domenica che in quella del martedì riesce a centrare entrambe le stelle. Dunque per ben 4 volte Giancarlo Melis ha centrato, ha fatto centro nelle due Sarpiglie del gremio dei contadini e dei falegnami. Anche Daniele Ferrari, 2 stelle, è stato anche accompagnatore dei suoi componidori, mentre Giancarlo Melis è stato premiato anche come miglior discesa alla stella negli anni scorsi. Vediamo cosa ci proporranno. Sono formazione a 3 con Maddalena che si issa sulle spalle di 2 compagni e con un numero che assume vari nomi a seconda di formare la figura. È una verticale subito perfetta per tutta la lunghezza della pista, e gli ultimi 20 metri servono per frenare. Bravissimi Pariglia di Castiana, ancora in forma il 45enne. E ora è il turno di Silia chiudere. Gianluca Manunza, Francesco Salis e Simone Pisu si preparano, i loro cavalli, se a voi se ultimo Grey. Ecco, loro hanno scelto l'altra partenza con una leggera indecisione, però chiudono il loro numero con una sorta di saluto. E ora attendiamo che rientrino. A questo punto naturalmente siete di sbucare, si affiancano. Maddalena in piedi sul suo cavallo, 17 anni ma già sicura e già ha un piccolo palmarès di tutto rispetto, secondo premio almeno per la mia. Ecco uno slancio e poi è troppo breve la pista, magari riprenderanno il numero, però è veramente troppo breve per prendere una preparazione elaborata di questo.